C'è chi lo chiama calcio d'agosto, ma in realtà assegna non ancora punti, ma passaggi del turno in Coppa Italia e soprattutto, nel caso di Don Carlo Misilmeri e Oratorio Marineo, vale qualcosa di più. E allora buon pomeriggio, buonasera dal Giovanni Aloisio di Misilmeri. Inizia la stagione del calcio, inizia la stagione dell'eccellenza con il derby dell'Eleuterio, l'ennesimo episodio di una sfida che soprattutto in eccellenza va avanti da diverse stagioni. Allora mettetevi comodi perché si comincia col primo pallone gestito proprio dalla formazione biancorossa rinnovata e affidata alla guida tecnica di Pepe Dumminia. Subito parte forte la squadra di casa con le finte ubriacanti di Lucera, il cross per Matera e subito Sendin riesce a farsi trovare presente. L'ex portiere del Pro Favara, approdato alla corte di mister Vigneri, dal calcio d'angolo che ne sussegue il giovane romano pesca Cossentino, colpo di testa sul fondo per l'esperto centrale. Poi arriva il momento del cooling break a metà del primo tempo, tanto caldo, oltre 40 i gradi percepiti a Misilmeri, oltre ad un leggero vento di scirocco che ha sicuramente peggiorato la situazione. Qui intanto calcio di punizione per l'Oratorio Marino con Falzone che prova a pescare i compagni a centro area, non arriva per pochissimo la correzione vincente. Ma occhio a quello che succede qui con il tentativo ancora di Lucera, che ancora col cross, questa volta sul secondo polo Matera, che aggancia e calcia. C'è forse la deviazione di un difensore del Marineo, non secondo l'arbitro. Veniamo a questa azione della formazione ospite in maglia completamente verde con il giovane Correia che pesca sulla sinistra il grande ex Giacomo D'Agostino, il quale calcia però male. Qui attenzione alla palla recuperata da Pace sulla sinistra, il break da parte dell'ex centrocampista del Mazzara che buca le gambe a Sendin, porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Debutto con gol per Giovanni Pace, ma non sarà l'ultimo, o meglio, non sarà l'unico, come stiamo per vedere in questo caldissimo pomeriggio misilmerese, perché andiamo avanti con le immagini. Il lancio dalla sinistra di Pellegrino all'indirizzo del giovane Pastorella, anche lui al debutto con la maglia della Don Carlo Misilmeri. Lo scambio prolungato con Federico, la palla che l'ex Mazzara appoggia a Matera, gioca con l'ottimo fraseggio la Don Carlo Misilmeri, poi conclusione di Romano bloccata da Sendin. Ma occhio a questo calcio di punizione dallo spigolo sinistro dell'area di rigore della Marineo, la pennellata straordinaria di Totò Federico che piega le mani a Sendin, palla sotto il 7, tolta la ragnatela dall'incrocio, 2-0 per la Don Carlo Misilmeri. Esecuzione perfetta dell'ex centrocampista del Mazzara, che qui intanto sull'azione di Lucera a sinistra, dopo la deviazione calcia col sinistro da centravanti di razza, trova addirittura il 3-0 e la doppietta personale. Debutto con i fiocchi per Salvatore Federico, il quale realizza la doppietta, manda al tappeto l'Oratorio Marineo. Siamo ancora nel corso del primo tempo, la Don Carlo avrebbe addirittura la palla per il 4-0 con Pastorella che converge, se la porta col sinistro, calcia da 20 metri, blocca Sendin dopo la respinta a pelo d'erba iniziale. Allora si chiude il primo tempo, si apre la ripresa e si apre col botto per la Don Carlo Misilmeri. Pace per Pastorella che, se nel primo tempo ha preso la mira, nella ripresa trova il gol del 4-0 anche per lui. Debutto con gol, segnano 3 nuovi arrivi in casa Don Carlo Misilmeri, 4-0 a un Marineo totalmente disarmato, che qui però ci vuol provare con un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, la palla che sibila sopra la traversa difesa da Zummo, che sembrava in traiettoria. Altro tentativo con la palla da fermo per la squadra di Vigneri, con Correa che prende la rincorsa mancina, conclusione sicuramente non delle migliori per il giovane talento portoghese. Ancora attacca la squadra di Vigneri, sicuramente meglio nel secondo tempo. Qui D'Agostino scappa alle spalle dei difensori e non trova la porta. Poi il lancio di Falzone, il colpo di testa di Mancuso per anticipare un avversario, se la butta dentro da solo Toto Mancuso. Occasione sfortunata, gol del 4-1 per l'Oratorio Marineo, che dà segni di vita in un derby sicuramente tutt'altro che semplice. Poi un errore in fase di disimpegno da parte di Lavardere, innesca Taibi che se la porta sul sinistro. L'ex giocatore del Culs Palermo ci prova dalla distanza, palla controllata da Zummo mentre esce al terreno di gioco. Ancora la squadra ospite che si è fatta preferire nel finale di partita, qui con questa conclusione di Corrao bloccata senza grossi problemi da Alessio Zummo. Poi finale in cui anche la Don Carlo torna a attaccare con il cross del giovane De Caro, respinto sui piedi di Lucera. Bravo qui Sendin a restare in piedi fino alla fine e respingere sempre con i piedi la conclusione del numero 10 biancorosso. Poi ancora attacco da parte dell'Oratorio Marineo, con la conclusione che si perde fuori non di molto. L'ultimo tentativo è della squadra di mister Vigneri, sempre con un tentativo da calcio di punizione alla finta di Di Peri. La conclusione deviata si spegne tra le braccia di Alessio Zummo ed è questa
L'ultima occasione, l'ultimo capitolo di questo film, vince la Don Carlo Misilmeri, vince e convince la squadra di Tumminia al debutto stagionale, ritorno tra 7 giorni sul campo del Marineo. Alla prossima!